Dopo i disagi causati nei 2 giorni di sciopero della scorsa settimana, i medici di base si preparano a replicare a dicembre. A fare le spese della nuova protesta di 3 giorni prevista per metà mese, ancora una volta saranno soprattutto anziani e pensionati, specie quelli che non possono permettersi l'alternativa di costosi consulti privati. Un atteggiamento, quello dei medici, definito irresponsabile anche da una parte della politica. Secondo Davide Scano del Movimento 5 Stelle, la salute dei cittadini dovrebbe essere sempre messa davanti alle rivendicazioni di una categoria che tra l'altro non è certo tra le più penalizzate. Opinione personale, lo sciopero dei medici di base è sicuramente molto meno giustificato di quello dei lavoratori di ACTV e AVM. I medici di base hanno stipendi che spesso superano i 100.000 euro, c'è una disparità di trattamento tra i medici di base e quelli dell'ospedale che non si giustifica, e quindi ovviamente il disagio recato ai pazienti che non possono trovare il medico di base in questi giorni di sciopero è grave e dovrebbe far riflettere.